Abreia, capitolo 1. A grandezza lo figlio di Dio incarnato. Dio, che aveva parlato in dei tempi passati parecchie volte e in tante maniere assai diverse a tutte parti per mezzo dei profeti. Ma invece, proprio in questi giorni ha parlato a noi per mezzo del figlio suo. Per mezzo di esso Dio ha creato tutto il mondo e mo l'ha fatto diventare il Signore di tutte cose. Questo figlio specchia tutta la roglia di Dio, è una figura perfetta e tutto quello è Dio. Tutta la parola sua è così potente, sostiene un mondo sano. Moroppa che aveva pulizzato tutto l'uomo da rinde peccato loro, o figlio si aiuta in cielo e mostra assettata vicino a Dio. A prova scritturistica. Mo, chi si è diventato più rosso pure tutto l'angelo, perché è assai più rosso che l'uomo che Dio ha da essa. A quale l'angelo Dio ha mai detto, tu sei o figlio mio, io oggi ti ho fatto nascere? E ancora, io sarò visto il padre, e essa sarà per me o figlio. E quando Dio stava mandando a sto mondo figlio suo, la Bibbia dice, la dureranno tutto l'angelo di Dio. E tutto l'angelo invece dice, Dio fa diventare l'angelo suo come un vento, e tutte le serve sue come lampe di fuoco. Parlando lo figlio dice, o trono tuo, o Dio, resterà per sempre. E poi, con giustizia comanda rindo regno tuo, perché tu vuoi bene tutto quello che è giusto e non sopporta infamità. E proprio perché se Dio tuo, ti ha scelto e ti ha consacrato con l'olio e ti ha regnuto ai prezzi e a roglie in mezzo a tutta la gente. E ancora, sei tu, Signore, che a principio hai creato la terra e tutte le cieli sono state fatte che mano tua. Loro, non giorno, non ci saranno più. Tu invece resterai per sempre. Tutto quanto si faranno vecchi come un vestito, come un mantiello, la ravoglierai. Come si cagna in abito, saranno cagnate. Tu invece rimani sempre lo stesso. E un numero tutto l'anno tuo non fornisce mai. Dio non ha mai detto all'angelo suo, assitta da vicino a me, zina a quando non aveva messo tutti i nemici tuoi, come uno scanna sotto i piedi tuoi. Non solo l'angelo, tutti quegli spiriti che stanno a servizio di Dio, e essi mi hanno per aiutare tutti quelli che verranno a ottenere la salvezza.